Allora, buonasera, lunedì 24 febbraio, sono le 19:30, abbiamo terminato in questo momento la riunione con il prefetto, con tutti i sindaci, con l'azienda sanitaria, con le forze dell'ordine. Questa mattina c'è stata un'importante riunione fra i prefetti e la regione a Venezia, adesso c'è stata questa riunione per chiarire un po' tutti gli ultimi aspetti, diciamo, della gestione dell'emergenza. È arrivata una attesissima circolare esplicativa che ci spiega un po' tutti i passaggi, diciamo, della ordinanza che ieri sera c'era stata trasmessa e che quindi chiarifica alcuni aspetti di cui adesso vi do un po' e per cui adesso vi do un po' di informazioni. Allora, innanzitutto sottolineiamo che sono sospese tutte quelle manifestazioni e iniziative che comportano l'afflusso di pubblico e che esulano dall'ordinaria attività delle comunità locali. Per esempio, sono chiuse manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale, economica, e sono sospese manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni al Luna Park, concerti, eventi sportivi che prevedono la presenza di pubblico, cioè quasi tutti, campionati, tornei, competizioni di ogni categoria, di ogni disciplina, attività di spettacolo come rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, eccetera. Sono chiuse anche discoteche e sale da ballo, quindi sono chiuse tutte queste attività, quindi si conferma la chiusura. Non sono invece ricomprese nelle chiusure, quindi possono invece andare avanti tutte quelle attività che attengono all'ordinario svolgimento della pratica dei corsi diciamo amatoriale, corsi di varia natura e allenamenti sportivi. Possono rimanere aperti i luoghi di svolgimento dell'attività corsistica ordinaria di vario tipo, per esempio centri linguistici, dopo scuola, centri musicali, scuole guida. Possono rimanere aperti gli impianti sportivi, quindi centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, eccetera. E in generale tutte quelle strutture quando le attività non prevedono particolari concentrazioni di persone. A questo proposito vi dico quindi che stiamo riaprendo gli impianti per domani, salvo la piscina che per motivi tecnici ancora domani rimarrà chiusa e poi verrà riaperta. Tutte queste limitazioni sono ad oggi valide fino al 1° marzo incluso. Vedremo nei prossimi giorni che cosa succederà chiaramente, quindi se termineranno queste limitazioni oppure verranno prorogate. Invece vanno avanti tutte le attività ordinarie di tutti noi, quindi vanno avanti le attività economiche, le attività agricole, produttive, commerciali, di servizio, tutti i servizi pubblici, ivi compresi i pubblici esercizi, le mense, i mercati settimanali, viene tutto confermato sostanzialmente e quindi si va avanti. Sono aperti anche, quindi da domani vediamo di riaprire anche tutti i servizi progressivamente, per esempio per gli anziani, per le persone con disabilità, quindi servizi semiresidenziali, centri diurni, eccetera, quindi in particolar modo questi servizi vengono riattivati tutti. Non sono sospesi le celebrazioni di matrimonio e le esequie civili e religiose a condizione di permettere la partecipazione ai soli familiari, quindi si possono celebrare i matrimoni e ovviamente funerali purché ci siano soltanto, diciamo, i familiari presenti e basta, e quindi evitare gli assembramenti. Cosa sta facendo il Comune di Belluno? Allora il Comune di Belluno da ieri sera si è attrezzato ovviamente per avviare una migliore gestione dell'aspetto, diciamo, della disinfezione in generale, che è quello che poi dovremmo fare tutti noi cittadini nel nostro piccolo, in privato, nelle nostre attività economiche, e ci siamo attivati adesso per delle disinfezioni straordinarie, diciamo, o meglio che saranno ordinarie ma che prima non facevamo in modo così frequente, per esempio dei corrimano delle scale mobili, per esempio dei parcometri dove appoggiamo le dita per digitare, dei parchi giochi dove vanno a giocare i nostri bambini, dei cassonetti dove conferiamo i rifiuti, visto che tocchiamo in alcuni casi tocchiamo le maniglie, eccetera. Quindi tutte queste attrezzature verranno progressivamente disinfettati e disinfettati in modo, diciamo, in modo ciclico. Ci stiamo inoltre attivando per mettere diciamo, in campo vari dispenser, vari erogatori di idrogel cosiddetto, cioè quel gel alcolico solitamente che serve per disinfettare le mani, perché una delle prescrizioni che il Ministero ci raccomanda è lavatevi le mani spesso, disinfettatele spesso, questa è la maggiore misura di prevenzione sostanzialmente, e quindi ci stiamo attrezzando per questo. Non è facile recuperarli perché in questo momento c'è stato ovviamente un ricorso sfrenato a queste attrezzature, tuttavia la ULSS ci sta supportando proprio per diciamo, identificare ditte che possono in qualche modo fornirci queste, diciamo, queste sostanze, quindi progressivamente compariranno negli uffici pubblici nelle città, in città insomma, e in altre zone. Cosa dobbiamo fare noi? La prima cosa è intanto rimanere tranquilli, nel senso che dobbiamo attivarci
avere un comportamento attento, un comportamento sicuramente rigoroso, non un comportamento allarmistico. Essere allarmisti vuol dire avere paura incontrollata e fare le cose sbagliate. Noi dobbiamo fare le cose giuste, quindi attenerci in modo scrupoloso alle indicazioni che ci vengono date dalle autorità, in particolare guardarsi attentamente ed applicare la brochure che il Ministero della Salute ha predisposto, è un file PDF che tutti possono scaricare, è pubblicato anche nei nostri siti. Questo è fondamentale, eseguire quello che c'è scritto in questo opuscolo, che è la miglior forma di prevenzione. Secondo, controllare sempre le informazioni esclusivamente dei canali ufficiali, mai dare credito a informazioni riportate, a informazioni condivise da parte di privati. Si seguono i siti del Ministero, i siti della Regione del Veneto, della Protezione Civile, del Comune di Belluno, questa pagina, insomma solo ed esclusivamente canali assolutamente ufficiali. Stare tranquilli e quindi evitare l'assalto ai supermercati, che non serve assolutamente a niente se non a far spendere soldi extra e quindi a far circolare l'economia. Va bene sotto un certo profilo, va bene anche questo, ma è assolutamente inutile e incomprensibile. E se si hanno invece dei sintomi bisogna assolutamente evitare di recarsi al pronto soccorso, perché intasiamo il pronto soccorso. Invece gli ospedali hanno bisogno di lavorare con tranquillità. Ci si rivolge al medico di base, si può fare una telefonata al medico di base, il medico di base valuterà, c'è tutta una procedura che loro hanno già ricevuto, quindi faranno una prima valutazione, poi vi faranno sapere, poi eventualmente vi invieranno loro al pronto soccorso oppure troveranno altre soluzioni. Insomma, c'è tutta una procedura da seguire. Per favore rivolgetevi al medico di base e naturalmente ricordate tutte quelle prescrizioni che in qualche modo il Ministero ci ha dato, e cioè quello per esempio di coprirsi quando si starnutisce, si tossisce, possibilmente con il braccio più che non con la mano, perché la mano poi dopo spesso può venire in contatto con altre persone, di non assumere mai antivirali e antibiotici se non sono prescritti, che fanno peggio, quindi ricordatevi sempre, solo se ve lo prescrive il medico fatelo. Ricordate che i prodotti made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi, come i nostri animali non portano, animali d'affezione, da compagnia, non portano il virus. Ricordarsi invece di contattare il numero verde o 1500, che è un po' preso d'assalto però in questo periodo, fa un po' fatica a rispondere a tutti, che è del Ministero della Salute, o il numero verde regionale 846 23 40 se si ha febbre o tosse e siamo tornati dalla Cina da meno di 14 giorni. In questi casi è bene fare una telefonata in modo tale che possano essere diciamo, avviate alcune procedure sostanzialmente di sicurezza. Per il resto vi raccomando di eseguire quello che è stato indicato dal Ministero, di seguire queste indicazioni che abbiamo dato, quindi non chiedere ulteriori interpretazioni a tutto quello che è stato predisposto, perché l'ordinanza dice in modo adesso finalmente più chiaro quello che si può fare e quello che non si può fare. Dobbiamo attenerci a questo e andare avanti con la nostra vita normale, perché non dobbiamo paralizzare il paese o chiuderci in casa e morire tutti di fame. Dobbiamo andare avanti invece, ma facendo quello che è necessario fare per debellare questo virus. Grazie della vostra attenzione, al prossimo aggiornamento e ci risentiamo.